Dal Barison al Marco Polo, 2 giorni di test fisici per individuare lo stato di forma delle ragazze e di conseguente piano di allenamenti in vista del prossimo ritiro al Seafield. Il 30 e 31 luglio ha visto sul campo ben 30 atlete con cui Alessandro Bolzan, preparatore, ha constatato e confrontato i risultati dello scorso anno. Alessandro, questa 2 giorni di test, come hai visto le ragazze, come le trovi, sono in forma? Sì, adesso è prematuro vedere, era un test indicativo più che per vedere lo stato di forma delle ragazze, per avere dei dati per poi personalizzare l'intensità di allenamento e mirare bene il primo periodo di preparazione soprattutto. Devo dire che comunque le ho trovate in discreta condizione, si vede che anche d'estate ci hanno dato dentro e sono riuscite a tenere un discreto stato di condizione. Che indicazioni puoi trarre da questi test, visto l'imminente ritiro fra una ventina di giorni circa? Sì, sono delle indicazioni che mi servono per individualizzare quanto più possibile il lavoro. Nel senso, adesso si tende a personalizzare l'intensità di allenamento e questo lo si fa con queste valutazioni qua. Ognuno avrà la sua velocità di percorrenza nelle prove ripetute, ognuno avrà la sua quantità e il suo volume di lavoro in maniera quanto più personalizzata possibile. Sergio, abbiamo appena sentito Alessandro Bolzan, quali indicazioni invece, visto che sei mister, ne hai tratto da questi test, da questi 2 giorni di test, ieri al Barison e qui oggi al Marco Polo? Beh, innanzitutto le ragazze si sono presentate quest'anno che sono già abbastanza rodate e dopo hanno 2 settimane da fare con il programma di Alessandro Bolzan per presentarsi il 18, che il 18 saremo qui al Marco Polo mattina e pomeriggio e in ottime condizioni per partire subito alla grande. Partito subito alla grande, ci sarà dopo il 18 e il 19 subito la partenza per il ritiro in Austria. Sì, dopo il 19 andremo 5 giorni in Austria e là conto di lavorare molto, anche perché secondo me lavorare in montagna tutte insieme è una cosa ottima, la società ha pensato a un'ottima cosa, portarle tutte in ritiro. Farò un grosso lavoro con Ale e i miei collaboratori. Comunque la forma dobbiamo trovarla per i primi di ottobre, quando inizierà il campionato, non trascurando la Coppa Italia. Sarà subito comunque un test in 19 appena arrivati in Austria a Seafield contro la squadra locale. Sì, il 19 già facciamo un amichevole, ci hanno chiesto una squadra austriaca che quando arriviamo avrà già fatto 8-9 giornate di campionato, ma non mi interessa il risultato, ma che si lavori bene.